No, è un rapporto che comincia tra me e Pupi molto prima, naturalmente, della realizzazione di La casa delle finestre che ridono. Conoscevo Pupi già da qualche anno, insomma, sono già passati 4 o 5 anni, credo. Comincia il rapporto tra me e lui diventa improvvisamente per me significativo quando, contemporaneamente al fatto che lui mi invia, dopo una serie di altre sceneggiature, eccetera, un trattamento, che poi era La casa delle finestre che ridono, che io non leggo per primo, nel senso che io lo do da leggere a mia moglie, anche perché all'epoca ero operato da sceneggiature, quindi non perché io non avessi fiducia in lui, ma insomma avevo delle urgenze e quindi dovevo leggere assolutamente. Mi ricordo finire di leggere una sceneggiatura che tra l'altro non mi piaceva, ma insomma dovevo dare una risposta l'indomani, e dissi a mia moglie: leggi questo trattamento e domani lo leggo io. L'indomani mattina chiesi a mia moglie cosa ne pensasse. Lei mi disse: sono morta dalla paura, io questa notte non ho dormito. E capii che la cosa, insomma, poteva essere interessante. In più, in quell'epoca io ero molto affascinato da un pittore austriaco che in Italia non conosce quasi nessuno, ma in Italia non si conosce quasi nulla di nulla, quindi non è un problema. Uno dei paesi più ignoranti, credo, dell'intera galassia. E c'è un pittore austriaco che ha anticipato l'espressionismo tedesco, si chiama Alfred Kubin, è di origine boema, è un ebreo di origine boema, ma è sempre vissuto in Austria e fa delle cose assolutamente, dei disegni assolutamente onirici ma terrificanti, una delle esperienze più spaventose tu puoi attraversare la tua esistenza a livello mentale. Ero molto affascinato da questo pittore, cercavo un libro che era stato pubblicato in Italia dal saggiatore, si chiamava Demoni e visioni notturne, e non riuscivo a trovarlo. Ero andato persino alla sede a Milano del saggiatore, mi ha detto: no, guardi, è esaurito, non è stato ristampato, credo che lei non lo troverà mai. E un giorno, parlando con Pupi da questo mio viaggio in Austria, gli parlai di questo pittore, gli dissi che mi aveva molto affascinato, eccetera. Il domani c'è stata una telefonata di Pupi a casa mia e Pupi mi dice: senti Lino, vuoi venire, vuoi passare la casa da me un attimo? E mi dice: immagino che era questo il libro che tu cercavi. Era esattamente quello. E io sono rimasto naturalmente molto, molto colpito da questo fatto. E in più avevo letto questo trattamento finalmente e ero rimasto altrettanto colpito. Da quel momento avevo deciso che avrei fatto qualsiasi cosa pur di fare quel film lì. Successivamente Pupi mi mandò la sceneggiatura, però passarono molti anni prima di riuscire finalmente a realizzarlo. La cosa divertente del cinema è che si gira un horror e il clima sul set è un clima invece molto, mi ricordo, era molto divertente. Poi fai un film divertente, leggero, così, e invece il clima è terrificante. Insomma, mi è capitato con Dino Risi. Io dicevo a Dino Risi se secondo lui stavamo ad Auschwitz, invece stavamo sul set di un film, insomma, abbastanza così, normale, dove era anche spiritoso, divertente. Ci sono dei paradossi nel cinema. Pupi è uno che ha una capacità intanto di metterti a tuo agio, che è un dato assolutamente fondamentale per un attore. E poi Pupi, fin dal primo film, io sentivo che lui aveva
un'autorevolezza e anche questa capacità di protezione, almeno nei miei confronti, non so, lui è sempre stato molto protettivo e infatti io lo consideravo, Pupi non ha tanti anni più di me, ha qualche anno più di me, però l'ho sempre considerato una sorta di, sicuramente fratello maggiore, ma anche forse di un padre, cioè di un padre. Io per esempio ho avuto un rapporto spaventoso con mio padre, molto conflittuale, e io i registi li vedevo insomma come delle figure paterne, come dei padri che avrei voluto avere e che non ho avuto, ecco, insomma. E ho subito capito che tra me e lui c'era stata questa capacità di introspezione da parte sua nei miei confronti, cioè lui ha capito esattamente come sono. Ho avuto da subito questo sospetto, cioè che lui mi abbia letto dentro, mi abbia fatto una sorta di radioscopia e questo mi ha naturalmente avvantaggiato in un certo senso, perché io mi sono molto aperto, io sono una persona di una timidezza spaventosa, cioè io sono forse più timido di lui, era una lotta tra timidi, però quando io capisco che un timido riesce a capirmi, allora diventa tutto molto molto più facile e quindi mi apro. E il nostro rapporto è stato bello proprio per questo motivo, perché non capita generalmente con i registi. Con i registi c'è una sorta di muro in genere, a volte invalicabile. Io ho avuto delle esperienze non facili e non belle con alcuni registi. C'è un rapporto molto conflittuale, invece con Pupi io mi sono lasciato andare e questo ha facilitato il compito, il nostro lavoro. E io credo di aver dato prova di buone interpretazioni, proprio perché c'è stato questo, secondo me, fondamentalmente. Perché poi il lavoro non è in teatro dove tu devi provare, provi, alla fine viene fuori un risultato. Nel cinema tutto è immediato e quindi a volte non c'è tempo e non puoi permetterti di provare troppo, insomma. E quindi se c'è questo rapporto tra te e il regista tutto diventa più semplice. Ci sono delle cose, c'è una scena di jazz band. Tra l'altro lui ha rischiato perché mi ha messo vicino dei ventenni veri. Io all'epoca avevo 34 anni e io guardavo questi ragazzi che avevano veramente 20 anni, dicevo ma io sarò credibile con questi ragazzi che mi sembravano molto molto più giovani di me. Però poi aveva ragione lui, vedendo il film non sembra che ci sia questa differenza, anche perché io ho sempre dimostrato meno della mia età. Ma c'è una scena di una telefonata che io faccio in jazz band, che è un piano sequenza, la macchina non stanca mai. Questo secondo me è un pezzo di recitazione per me di grandissimo valore, di grandissimo livello, che è la cosa a cui sono più legato, più affezionato di tutte le cose che poi ho fatto con lui. La lavorazione di jazz band è stata la più entusiasmante della mia carriera di attore, cioè lui è riuscito, lui era una persona all'epoca trascinante, lui ti coinvolgeva, lui ti voleva far capire che quello che stavi facendo era l'avventura più straordinaria, non soltanto cinematografica, ma proprio della tua vita, che nella tua vita in quel momento non c'era niente di meglio. E era pazzesco perché lui ti aveva talmente coinvolto che tu andavi a dormire e non vedevi l'ora di svegliarti per andare sul set, cioè non vedevi altro, era una sorta di droga, aveva drogato tutti, eravamo veramente degli zombie che correvamo sul set, dacci, insomma, facci recitare immediatamente. Era bellissimo, assolutamente indimenticabile. Poi è stata una lavorazione molto lunga, quindi eravamo
degli invasati che sono stati invasati per mesi e mesi e mesi, ma è bellissimo, è un ricordo straordinario. E con Pupi è l'unico regista che se domani mattina mi chiama e mi dice: scusa Lino, avrei bisogno di vedere una figura che passa lì in fondo, ma è un po' distante, non mi si vede bene in faccia, però ho bisogno di te, e io è l'unica persona al quale non riesco e non riuscirei mai a dire di no. Io a Pupi voglio molto bene, e sono molto felice di averlo incontrato e sono molto felice di aver lavorato con lui.